Avrebbe schivato un'auto che transitava in senso contrario, finendo ruote all'aria, ma soprattutto sversando tutto il carico di prosecco sul Piave. Questa è la dinamica dell'incidente accaduto poco prima di mezzogiorno lungo la panoramica all'altezza di Ciano del Montello. L'autobote si stava dirigendo da Nervesa verso Crocetta, quando all'altezza di una semicurva è uscita con le ruote di destra dall'asfalto. Il conducente ha tentato inutilmente di tenere il mezzo in strada, che invece ha prima divelto per una decina di metri la siepe di confine di un'azienda agricola, abbattendo successivamente degli alberi che ha trovato lungo la sua traiettoria, per poi capovolgersi fermando la sua corsa a pochi metri dal magazzino macchinari. A quel punto dalla cisterna, che poteva caricare oltre 33.000 litri, è iniziato ad uscire tutto il carico di prosecco, un fiume di vino che è finito sul Piave, con il prosecco anche 200 litri di gasolio dal serbatoio. Una miscela che i vigili del fuoco, giunti da Conegliano, hanno cercato di tamponare con delle panne assorbenti. Illeso il conducente, un sessantenne di San Biagio di Callalta, negativo all'alcol test, che non ha potuto far altro che chiamare i soccorsi, mentre sul posto, oltre all'ARPA, sono giunti i carabinieri per i rilievi. Danni ingenti sia per il mezzo che per l'azienda agricola, mentre nessun problema per il traffico in transito, che ha subito qualche rallentamento quando la gru dei vigili del fuoco ha provveduto al recupero del mezzo.